Onorevole Perconti di 5 Stelle, un bilancio positivo, la sua permanenza alla Camera durante questo periodo, ecco, lei si è particolarmente distinto nella Commissione Attività Produttiva, insomma come si guarda anche al futuro con una retrospezione al passato? Sì, sicuramente un bilancio molto positivo, anche perché il Movimento 5 Stelle ha dato sempre prova di concretizzare quello che è stato scritto nei programmi. Per il futuro abbiamo in programma numerosi obiettivi, 2 su tutti: l'abolizione dell'IRAP, l'imposta regionale per le attività produttive e il cashback fiscale. Quindi c'è tanta attenzione verso il mondo imprenditoriale. Ecco, lei ha avuto particolarmente interesse anche per la nostra provincia, non solo per la Sicilia, in particolare per la nostra Agrigento e provincia. Assolutamente, io sono originario di Bivona, quindi mi sono occupato molto di aree interne. Abbiamo chiesto di allargare ed ampliare lo spazio delle aree della SNAI e negli ultimi tempi sono state ricomprese anche l'area del Corleonese e l'area del Vallone dei Montesicani. Sono dei fondi, per farla breve, che si concretizzano in sanità, turismo ed scuola. E poi ovviamente mi sono occupato di tutto quello che è il problema infrastrutturale agrigentino. Grazie alla collaborazione con il prima viceministro, poi sottosegretario Giancarlo Cancelleri, abbiamo praticamente riaperto tutti i cantieri che c'erano nella provincia. Ecco, attraverso il voto dei computer le parlamentari hanno deciso che lei sarà collocato nuovamente per questo suo continuo lavoro a Roma. In che collegi in particolare? Sì, diciamo che noi siamo l'unico partito che vota al suo interno per decidere l'ordine nelle liste bloccate elettorali. Io sono arrivato secondo, sono secondo al collegio plurinominale della provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, e poi il mio partito mi ha chiesto di candidarmi al collegio uninominale della provincia di Agrigento, quindi sarò in giro per fare campagna elettorale nei prossimi giorni su tutto il territorio agrigentino. A breve ci sarà anche la venuta di Conte qui ad Agrigento, abbiamo avuto già le prime notizie per, diciamo, chi ha modo di poterlo vedere e ascoltare anche il vostro programma. Assolutamente, aspettiamo con fermento Giuseppe Conte qui ad Agrigento e non solo.